Bentornati in un nuovo video. Oggi affronteremo un pochino di ragionamenti su un software che io adoro, lo utilizzo da tantissimo e spero di continuarlo anche ad utilizzare per un altro po' di tempo, che si chiama Adobe Lightroom. Sicuramente tanti di voi già conoscono questo software. Oggi vorrei un attimo accompagnare, i neofiti, quindi il famoso primo miglio, ossia in una mezzorettina di chiacchiere, forse anche meno spero. Vorrei un po' raccontarvi come funziona questo software, quali sono le sue potenzialità e soprattutto perché è così importante per chi si avvicina all'editing fotografico. Oggi sappiamo benissimo che l'editing fotografico non è più per gli esperti del settore, ma bene o male tutti hanno bisogno di pubblicare immagini per le proprie pagine Instagram, per le proprie attività o in generale per il proprio personal branding, quindi sicuramente iniziare a curare con più attenzione, con più efficacia le immagini è una cosa buona e giusta e sicuramente migliori risultati veramente di gran lunga. Anche perché facciamo questa piccola premessa, il 99.9% delle immagini che vedete oggi molto probabilmente sono post prodotte, anzi anche senza molto probabilmente sicuramente sono state post prodotte, per ottenere dei risultati effettivamente interessanti con delle luci che ci piacciono, per ottenere anche dell'effettistica, insomma, che magari migliora di gran lunga l'immagine iniziale, dobbiamo per forza passare sulla post produzione. In questa cosa qua Lightroom secondo me è un software molto interessante perché può essere affrontato con diverse attitudini, quindi sia dal professionista che vuole tirare fuori magari un'immagine interessante, deve andare a correggere dei difetti, vuole essere anche abbastanza preciso nelle modifiche, ma da un pochino di tempo Adobe Lightroom secondo me inizia a strizzare l'occhio anche per il neofita, per l'amatore, per il fotografo che magari ha poco tempo da dedicare alla post produzione e con pochi e semplici passi appunto si può ottenere un'immagine abbastanza interessante. Ma non perdiamoci in chiacchiere, mi sposto di qua. Questa è sicuramente la prima cosa, la prima interfaccia che vi capiterà di vedere quando aprite il software Adobe Lightroom, ossia aprire un nuovo catalogo. È molto importante capire questo concetto perché quando noi lavoriamo le immagini dentro Lightroom non stiamo lavorando direttamente il file originale, ma stiamo lavorando appunto con dei file temporanei che sono integrati o dentro il catalogo Lightroom o su dei file XML, ma anche in questo caso qua non diamoci troppo peso. Il concetto è, se stiamo ad esempio lavorando su un'immagine aumentandone l'esposizione o il contrasto, se noi andiamo ad aprire l'immagine originale non è successo nulla. Infatti di solito devo importare l'immagine dentro il catalogo di Lightroom, per questo è importante creare un catalogo nuovo, lavorarci appunto all'interno del catalogo e poi successivamente riesportare quell'immagine come JPEG ad esempio sul desktop, su una cartella specifica, e solo a quel punto avremo un file che è utilizzabile, che è corretto e soprattutto che è post prodotto come l'abbiamo fatto noi. In questo caso qua creiamo un nuovo catalogo, lo salviamo sulla scrivania, lo chiamiamo catalogo temporaneo, altrimenti faccio un po' di casino anch'io dopo perché ne ho un pochino sul computer, quindi giusto per gestire la cosa al meglio. E questo in pratica è l'interfaccia, insomma comunque questa è la prima fase di avvio del software. Io in questo caso qua lo sto utilizzando su Mac, ma funziona sia su Mac che su Windows, in entrambi i casi funziona abbastanza bene. Tra l'altro il mio Mac non è neanche così recente e comunque continua a funzionare molto bene. Lightroom si suddivide, come vi anticipavo, in due categorie: chi lo utilizza per lavoro e chi lo utilizza semplicemente per un'attitudine amatoriale e la voglia di sperimentare un pochino con le immagini. La prima cosa da fare, come vedete in questo momento non c'è nessuna immagine al suo interno del catalogo. La prima cosa da fare è quindi importare le fotografie. In questo caso qua mi sono fatto una cartellina sulla scrivania, quindi file, importa foto e video. Lightroom gestisce sia le fotografie che i video li puoi modificare un pochino, ma per il momento vi sconsiglio di utilizzarlo per tutto ciò che riguarda il video, utilizziamo solo per il comparto fotografico. Vado a trovare la mia scrivania, attenti, ecco qua, come vedete ho sempre un filino di cartelline, foto esercitazione, perfetto. Quindi cosa sto facendo in questo caso qua? Sto importando delle fotografie, in questo caso qua dei RAW che ho fatto in Islanda. Per chi è interessato chiaramente consiglio questo viaggio, tra l'altro avevo fatto un video, magari ve lo metto qua nell'angolino, posto stupendo. In questo caso qua vedete importo 4 fotografie all'interno del mio catalogo, sono tutte spuntate e clicco su importa. Quindi cosa sta facendo in questo momento il software? Sta importando appunto all'interno del catalogo queste immagini. Vi faccio notare subito una cosa: ci sono due pannelli che sono molto importanti su Lightroom, ce ne sono anche altri, web, stampa, ma io sinceramente ne utilizzo. I due pannellini più importanti si chiamano libreria e sviluppo.
Libreria vi serve a colpo d'occhio per vedere appunto i file che avete importato. Tra l'altro Lightroom lavora chiaramente molto bene con Adobe Bridge, ossia importa anche l'eventuale selezione per stelline o i vari tag, le varie etichette colorate, chiaramente vengono importate all'interno di Lightroom, quindi molto interessante nel caso utilizzate questi due software. Avevo fatto anche di questo un video, vi invito insomma a cercare nel canale, andate a vedere di cosa sto parlando se non lo sapete. Ho importato le mie 4 fotografie, chiaramente ne ho 4 ma ne potrei aver importate anche 100, 200, 300, Lightroom è un programma molto flessibile. A sinistra come vedete si è creata una piccola gerarchia della cartella appunto che ho importato, in questo caso qua prende il nome appunto di foto esercitazione, molto importante che va a replicare l'alberatura appunto che abbiamo utilizzato, quindi in questo caso qua ce l'avevo all'interno del mio hard disk, lo troverò sotto il mio hard disk con la cartella appunto che si chiama foto esercitazione. Vabbè, qui abbastanza facile, insomma dopo vi invito a sperimentare, a vedere come archivia il programma. La cosa importante è appunto vedere che intanto queste miniature sono appunto le fotografie che abbiamo importato, ma se vedete a destra abbiamo un pannellino che vi permette di fare subito delle piccole regolazioni in maniera molto veloce, però non così precisa. Andiamo un pochino a vedere nel dettaglio. In questo caso qua trovate l'istogramma della fotografia, come vedete se io cambio l'immagine chiaramente cambia anche l'istogramma, ma posso iniziare a fare delle piccole lavorazioni di modifica del colore, o sia a livello creativo che a livello correttivo, appunto tramite questi piccoli pannellini. Come potete vedere è suddiviso principalmente in bilanciamento bianco e controllo della tonalità. Ad esempio andiamo su questa immagine. Vedete che è un pochino scuretta, si dice sottoesposta in gergo tecnico. La prima cosa che mi viene in mente da fare sarebbe alzare l'esposizione, no? Quindi andare a recuperare un pochino quelle che sono le luci e le ombre per rendere l'immagine un pochino più croccante e un pochino più definita. Quindi cosa posso fare? Controllo tonalità, vado a premere su questo bottone, quindi va ad aumentare di un pelino appunto l'esposizione, e come vedete già nell'anteprima o comunque nella piccola miniatura in questo caso stanno succedendo delle piccole modifiche. Vi faccio però notare una cosa, sono modifiche comunque che noi possiamo fare, chiaramente il programma è fatto apposta anche per questo, però comunque non sono qualitative ma sono quantitative, cioè posso iniziare a fare delle piccole regolazioni, quindi ad esempio aumentare il contrasto, posso abbassare le ombre, posso alzare le luci, però comunque è un modo di lavorare che secondo me ha dei grandi limiti, quindi magari serve per prendere, come dire, un po' misura con il software, ma in verità questa schermata destra personalmente non la utilizzo quasi mai, l'ho utilizzata veramente poche volte in casi veramente specifici dove dovevo andare velocissimo, ma non vi consiglio di fare, diciamo, questa fase di produzione, di farla con questo pannellino, se non appunto per fare dei piccoli esperimenti o delle piccole modifiche. Così invece un pochino più importante, quindi al di là delle modifiche, è iniziare a gestire quelli che sono i metadati dei file. Perché sono importanti i metadati? Perché i metadati consentono di incorporare all'interno del file JPEG, una volta esportato, ad esempio un titolo specifico, un logo specifico, il copyright, chi è stato il creatore. Anche in questo caso qua vi invito a guardare un pochino i campi e vedere un pochino quello che si può compilare. Giusto per fare ad esempio un esempio, se io voglio inserire località, qua potrei scrivere Islanda. Facendo invio, in pratica una volta esportato il file conterrà al suo interno anche questa piccola informazione di file, ossia appunto la località dove è stata scattata quella foto. È molto utile secondo me per chi ci lavora, o comunque insomma se vuoi avere un archivio pulito, sicuramente essere precisi con queste cose aiuta di molto. Io sono abbastanza come dire drastico, molto spesso nell'organizzazione vado proprio a compilare i metadati in modo che cerco di recuperare e di organizzare i file al meglio per perdere meno tempo possibile. La prima cosa da capire è appunto che nel pannello libreria posso fare delle piccole modifiche non precise, quindi ve le sconsiglio, non ci investirei troppo tempo, ma potete iniziare ad inserire i metadati appunto da inserire dentro l'immagine. Facciamo un salto subito invece nell'altro pannellino, quindi vado nel pannello sviluppo cliccandoci sopra. E come vedete intanto cambia già l'interfaccia, vedo già l'immagine a pieno schermo, anche prima lo potevo fare diminuendo o aumentando la miniatura, però era giusto per, come dire, estremizzare i concetti. Dentro il pannello sviluppo inizio a lavorare singolarmente sulla singola immagine appunto. Cosa significa? Significa che al di là di avere la schermata intera, quindi iniziare a vedere in maniera più precisa quello su cui sto lavorando,
i pannelli che prima erano dei semplici bottoni che facevano +1, -1, più mezzo, meno mezzo, ossia tipo aumentavano di determinate quantità appunto l'esposizione, il contrasto o le varie modifiche, in questo caso qua sulla destra, come vedete, ho dei selettori che sono molto più precisi, ma soprattutto ho una quantità di modifiche che è molto superiore rispetto a quello che vedevo prima. Quindi cosa significa? Dividiamo intanto i due concetti, cioè la pressione e la post-produzione per risolvere un problema, cioè tipo ho la foto sottoesposta e la devo migliorare e quindi vado a lavorare un pochino con l'esposizione e col contrasto, come ad esempio stavo facendo in questo tipo di immagine, e la post-produzione creativa, ossia cercare di dargli un pochino più di enfasi, ad esempio sulle cromie, andando a modificare quello che effettivamente era la realtà. Ma adesso vi mostrerò nel dettaglio cosa significa. Ripartiamo da qua, anzi cambiamo immagine giusto per vedere un'immagine diversa. Andiamo su questo bellissimo cavallino. Come vedete, ad esempio, questa immagine dal punto di vista della cromia è un pochino spinta, cioè era una giornata uggiosa, si può un pochino lavorare sui colori e sui contrasti per tirarla fuori un pochino di più. Quindi cosa fare? Intanto andiamo ad esplorare un pochino i comandi qua sulla destra. Ignoriamo per adesso quello che è sulla sinistra, ossia tutto questo sono preset, cioè voi potete salvare delle modifiche, andarle a salvare appunto su dei pannelli di preset che vi agevolano dopo nella fase di post produzione. Questo secondo me è già per chi è un pochino più skillato con questo tipo di software, quindi vado a chiudere un attimo quel pannello che ci può fare solo del casino. Andiamo a vedere un pochino appunto tutte le opzioni base, le opzioni da primo miglio che si possono fare con questo tipo di software. Ossia, prima di tutto, histogramma serve per vedere se la nostra immagine è esposta correttamente e mi sembra proprio di sì. Sia le zone di luce che di ombra, insomma, non ho fasi bruciate, quindi tutto benissimo. Andiamo a vedere questi comandi rapidi. Il primo, uno dei più importanti, ossia andare a raddrizzare l'immagine. Questa cosa qua vi permette di appunto raddrizzare in maniera molto molto veloce quello che è l'immagine. Ricordatevi sempre che non state modificando la foto originale, ma state lavorando all'interno del catalogo. Abbiamo raddrizzato l'immagine, quindi questo comando chiaramente vi permette anche di andare a lavorare con delle proporzioni diverse rispetto all'originale. Adesso per una questione di velocità o di semplicità teniamo gli stessi rapporti originali, però potreste trasformarla tranquillamente in formato quadrato, in formato verticale. Seconda opzione molto molto importante, la trovo interessantissima, rimozione macchie. A cosa serve rimuovere le macchie? Beh, come vedete siamo in natura, il cavallino giustamente era in natura, ma ci sono delle... diciamo che il cavallo ha dato il meglio e ha fatto un po' di sporco, diciamo, attorno a se stesso. Sono tutte cose che secondo me non ha senso che ci siano all'interno delle fotografie, perché semplicemente vanno a sporcare la pulizia di questa foto e appunto andrei a rimuovere quelli che sono i difetti di questa possibile immagine. Quindi, ad esempio, questa zona qua secondo me è da pulire. Come si fa? Ho cliccato su rimozione delle macchie, aumento la dimensione del pennello, vedete il cursore si modifica un filino, tengo premuto, dove c'è la fascia bianca è praticamente dove il software andrà ad intervenire e lui magicamente cosa ha fatto? È andato ad interpolare o lavorare con dei pixel vicini e in pratica lui è andato a replicare una zona ed effettivamente è andato a coprire quello che era appunto un difetto dell'immagine. Questa cosa qua la posso lavorare sia a livello macro che a livello micro, ossia posso zoomare. Come vedete ad esempio anche questa zona qua non è molto piacevole, clicco su rimozione macchie, in questo caso qua diminuisco il pennello, vado a lavorarci sopra in maniera anche abbastanza grossolana. In questo caso qua il software tra l'altro ha sbagliato, è andato a replicare una zona sbagliata, ma non c'è nessun problema, io vado a spostare appunto l'area di interesse, clicco, ecco fatto. In maniera molto veloce con rimozione macchie riesco ad andare a rimuovere appunto tutti quelli che sono i difetti principali dell'immagine. Ricordiamoci sempre che dopo comunque Photoshop è molto più fino su questo tipo di modifica, quindi serve per togliere l'80% dei difetti, il 70% poi comunque dovremo intervenire se vogliamo essere veramente molto molto precisi con altri tipi di software, tra cui vi consiglio Photoshop o Affinity Photo. Capito questo concetto della rimozione macchie, beh, possiamo iniziare ad esempio ad andare a lavorare un pochino i colori dell'immagine. Quindi possiamo scaldare un pochino l'immagine, come vedete nel primo pezzo posso lavorare con la temperatura, ossia se l'immagine è fredda o è calda posso iniziare a regolarla un pochino, quindi spostando verso destra
scaldo un filino l'immagine, come vedete già sta tendendo al giallo e mi piace già un pochino di più perché volevo tirar fuori un'immagine un pochino più calda dal punto di vista proprio dell'aspetto, dell'impatto. L'immagine risulta ancora un pochino, secondo me, da alzare a livello di esposizione, quindi mi sposto un pochino. Come vedete sono molto più preciso, posso lavorare sia con i numerini che con le palette, però il concetto è che rispetto al pannello libreria dentro sviluppo posso iniziare a lavorare veramente molto di fino su tutte quelle che sono le modifiche e quindi posso chiaramente lavorare a gusto mio personale o comunque seguendo, come dire, una gerarchia che già il software ci propone, cioè all'inizio ho le modifiche di base e poi più vado sotto più appunto ho delle modifiche di fino. Quindi ad esempio potrei alzare un filino le ombre, vedete, così recupero un pochino la parte di prato. Potrei anche rendere la foto un po' più drammatica, quindi abbassare un filino le luci, quindi per recuperare un po' di cielo sopra. E come vedete andiamo nel pannello prima dopo, già intervenendo su 4 selettori vedete che l'immagine è drasticamente cambiata, secondo me è anche migliorata in meglio. Poi ci sono tutta un'altra serie di possibili modifiche, tra cui impatto. Impatto a cosa serve? Serve a migliorare e a tirare fuori quei dettagli extra che la macchina fotografica di solito non riesce a cogliere. Ad esempio, aumentando la chiarezza, tutto quello che è il micro contrasto va ad aumentare. Tipo ad esempio se avete una persona anziana con le classiche mani rugose in cui vogliamo tirare fuori ad esempio quel tipo di texture, semplicemente aumentando la chiarezza ad esempio si ottiene quel tipo di risultato. Diminuendola chiaramente si va un pochino a levigare tutto quello che è superficie. In questo caso qua noi la teniamo a 20, non esageriamo mai, sennò l'immagine si esplode. Diciamo che il software tende un pochino ad esagerare troppo a volte quando tipo lavoriamo sempre a 90-100 di potenzialità, quindi consiglio sempre di essere cauti su questo tipo di modifica. Andiamo sul concetto di colori, vividezza, saturazione. Ad esempio potrei dire che questa immagine vorrei aumentare un pochino la vividezza, quindi vedete i colori diventano un po' più cangianti, e aumentare un filino la saturazione. Ok, perfetto. Torniamo un attimo sul pannello prima dopo e vedete già che comunque le modifiche iniziano ad essere molto pesanti, molto importanti, e ho semplicemente fatto appunto una correzione molto veloce. Infatti questo pannello qua non prende, si chiama pannello base. Scorrendo un pochino trovate tanti pannelli che fanno dei lavori molto più di fino rispetto a quello che potete trovare ad esempio nel pannello base. Una cosa ad esempio molto interessante la trovate nel pannello TSL colori. A cosa serve questo pannello? Iniziano ad essere delle modifiche, iniziano ad essere delle correzioni o comunque dell'elaborazione dell'immagine che appunto iniziano a lavorare un pochino con la creatività, quindi ci spostiamo un attimo da quello che poteva essere la modifica dell'immagine per risolvere un problema in fase di scatto, ma iniziamo a lavorare appunto sul cercare ad esempio di sostituire i colori con altri per rendere l'immagine un pochino più interessante. Ad esempio questa fotografia, come vedete, ha il prato verde perché era stata scattata ad agosto, ma nel caso volessi ad avere un clima un pochino più autunnale, come potrei fare? Molto facile, vado dentro tonalità, vedete si apre questo pannello legato per i colori singoli, clicco su questo pallino, clicco sull'erba e come vedete tirando giù l'immagine cambia totalmente dal punto di vista cromatico. Sono passato da agosto ad autunno in maniera veramente molto molto veloce. Cosa è successo? Potevo farlo anche agendo su queste palette. In pratica i gialli sono passati da una tonalità appunto giallo neutra, molto probabilmente sono passati ad una tonalità molto più tendente al rosso, tendente all'arancione, e questo ha fatto sì che appunto la nostra erba passasse da verde ad arancione. Sono rimasti alcuni ciuffetti, ma posso chiaramente lavorare, ecco, senza esagerare. Lavoriamo un pochino qui verdi, in questo caso qua lavoro direttamente qua sulle palette. E come vedete l'immagine è cambiata drasticamente. Questo è quello che noi chiamiamo non più color correction ma color grading, cioè iniziare a lavorare appunto con i toni dell'immagine. Ma posso fare anche tante cosine più interessanti. Ad esempio posso tirare su nel pannello dettaglio, posso lavorare un pochino con l'immagine alzandoci i dettagli, appunto zoomando vi mostro subito. Guardate ad esempio il crine del cavallo. Con una nitidezza bassa l'immagine è molto poco leggibile, aumentando la nitidezza appunto l'immagine risulta molto più croccante e molto più interessante dal punto di vista visivo.
Posso fare anche altri interventi. Voi sapete che quando scattiamo ad esempio con un ISO molto alto si crea anche un artifizio digitale, diciamo uno sporco digitale che non è mai tanto piacevole. Posso andarlo a ridurre tramite riduzione disturbo. Di solito anche questo pannellino qua va utilizzato con molta moderazione perché tende a smarmellare molto l'immagine, per cui ok, vado a togliere un pochino di grana, però non esageriamo mai troppo perché comunque l'immagine risulterebbe un pochino bruttarella dal punto di vista proprio della resa cromatica. Vi invito chiaramente ad esplorare tutti i vari pannelli. Adesso non volevo fare l'excursus di tutte le funzionalità, a meno che chiaramente non avete piacere, se no me lo scrivete pure nei commenti che facciamo dei tutorial un pochino più verticali su determinate aree di questo tipo di software. Un'altra cosa interessante ad esempio può essere aggiungere una vignettatura, quindi lavorare ad esempio con una piccola vignettatura che secondo me ci potrebbe stare in questo tipo di immagine. E così magari un pochino più piacevoli lavorare con i colori principali, quindi vi faccio semplicemente un esempio. Siamo nel pannello blu primario, andiamo ad abbassare la tonalità, vedete anche questo come incide a livello cromatico, quindi se io ad esempio il blu primario lo porto verso questo tipo di tonalità, quindi verso gli azzurrini, aumentando la saturazione, l'immagine risulta completamente diversa rispetto a dove siamo partiti. Ritorniamo un attimo nel pannello prima e dopo. Come vedete sembrano due immagini totalmente diverse. Non entro nel discorso etico, cioè quanto senso ha post-produrre un'immagine e stravolgere il suo significato, vi lascio a voi trarre le conclusioni. Io di solito cerco di non esagerare mai troppo nella modifica per appunto non creare cose non esistenti, però ad ognuno di voi insomma la propria visione. Il concetto è, vedete come in una decina di minuti, adesso chiacchierando sono passati una ventina di minuti, però diciamo se avessi post-prodotto questa immagine in maniera molto veloce, in una decina di minuti avrei ottenuto esattamente gli stessi risultati, forse anche meno. Non ho mai modificato l'immagine originale, ossia, come vi dicevo all'inizio, tutti questi tipi di modifiche sono implementate in un file XML, dato che in questo caso qua stiamo lavorando con un file RAW, o se fosse un JPEG all'interno del catalogo, però il concetto è che devo esportare l'immagine. Mettiamo il caso che appunto siamo arrivati ad un risultato soddisfacente, che ci piace, ci rimane da fare semplicemente una cosa, ossia file, esporta. Vi si apre questo pannellino per esportare il file, la schermata è divisa in due. Qua ci sono dei predefiniti che ossia sono delle operazioni di esportazione che io per comodità già mi tengo salvata, perché molto spesso tipo rifaccio sempre quei tipi di export, quindi export per il web, export per la stampa, quindi avere dei predefiniti comunque aiuta molto e agevola il flusso di lavoro, ma ipotizziamo che dobbiamo ripartire da zero. Lavoriamo con questa schermata a destra, ossia decido di esportare il file sul desktop, ma posso chiaramente salvarlo un po' dappertutto. Lo posso rinominare e qua ritorna il tema dei metadati, quindi a seconda del nome file li si salverà in un determinato nome. Ma la cosa più interessante cos'è? Che ad esempio posso decidere se salvare il file in JPEG, in PSD o in TIFF. Per un uso diciamo standard JPEG va benissimo, ma come vedete posso anche iniziare a scegliere lo spazio colore. sRGB nel dubbio va sempre bene, ricordatevi che l'sRGB è uno spazio colore adatto per l'utilizzo web, non è tanto consigliato per l'utilizzo sulla stampa, quindi se deve stare sui social sRGB ad esempio va benissimo. Posso iniziare a lavorare ad esempio con la qualità, quindi posso dire ad esempio esportami il file alla massima qualità, o al contrario esportami il file con una dimensione del file limite ad esempio 500 KB. Qua chiaramente dipende sempre molto dall'utilizzo, ipotizziamo che noi dobbiamo esportarlo alla massima qualità possibile. Potremo anche ridimensionare la foto, in questo caso qua a noi non ci interessa, e troviamo anche il pannellino nitidezza, cioè Lightroom quando esporta va a lavorare ancora un pochino di più di fino l'immagine. Ad esempio se ipotizziamo che questa immagine venga consultata da uno schermo, consiglio di tenere nitidezza per schermo con fattore standard. Fatto questo posso inserire ulteriori cose, ad esempio la filigrana. Sapete, se volete aggiungere in basso a destra il watermark con la vostra firma, lo trovate dentro filigrana. Se vi fa piacere questa cosa qua scrivetemela qua sotto che vi mostro velocemente come si fa. E infine, una volta decise tutte le nostre modifiche, esporta. E il file, appunto, il software in questo momento sta trasformando il nostro file RAW originale, sta applicando le modifiche che gli abbiamo detto e sta esportando il file in JPEG.
Spero che questa micro guida ti sia stata utile. Chiaramente è adatta per i neofiti, come vi anticipavo. Se sei professionista, secondo me tante cose sono migliorabili dal punto di vista della spiegazione, ma questo è adatto per chi appunto non aveva mai aperto questo tipo di software. Spero di esserti stato utile. Se hai qualche dubbio, qualche curiosità anche per futuri video, futuri concetti o contenuti anche su questo software, scrivilo pure qua sotto nei commenti, che capisco che contenuti produrre. E come sempre ti auguro di scattare delle buone immagini. Se hai piacere di condividerle con me, mi fa più che piacere, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!